Siete reduci da un risultato sportivo di tutto rispetto. Ora quali sono i prossimi appuntamenti che vi attendono e soprattutto come intendete affrontarli e come vi state preparando? Il mese prossimo abbiamo il campionato regionale a squadre, quindi adesso stiamo un po' facendo degli allenamenti più intensivi, anche fisicamente, con tanta preparazione atletica, con istruttori che vengono anche da fuori per appunto potenziare un po' di più. Stiamo facendo anche allenamenti con i nostri maestri per migliorare anche la parte tecnica e poi ad aprile-maggio avremo le finali italiane per Eleonora e Giulia. Io avrò il campionato Gold. Che cosa ti aspetti dalle prossime competizioni e come le affronterai? Allora, sicuramente con molta serietà, come sempre fatto, e per i campionati italiani che è l'obiettivo massimo, la gara dell'anno, diciamo che mi sto preparando molto seriamente, con molta serietà, perché per l'appunto è la gara più importante dell'anno e ci tengo molto a fare un buon risultato. L'augurio che vorresti fare a te stessa e alle tue compagne in vista di questi appuntamenti che vi attendono? Beh, sicuramente quello di essere sempre concentrate, di sempre essere focus sull'obiettivo, sull'assalto e quindi anche di essere serie, di appunto avere un impegno per tutto.